Volete sapere come noi realizziamo una MGA Roadster come questa? Ecco, in questo video ve lo spieghiamo. Di solito partiamo da una vettura da restaurare. Molte componenti, sebbene presenti, non verranno recuperate e saranno sostituite. La vettura viene smontata. Si è proceduto con il lamierato, smontando anche i parafanghi ovviamente. Il telaio è stato separato dalla carrozzeria e trattato separatamente. Giudichiamo la lattoneria il passaggio più importante dell'intero processo, in quanto la carrozzeria, il telaio è ciò su cui si poggia il veicolo. In questo caso la scocca è stata separata dal telaio, sono stati smontati tutti i pezzi, compresi i parafanghi e fanalini posteriori, per verniciare l'auto non solo dove si vede, ma anche nelle parti nascoste. In questo caso è stato scelto un Old English White, un colore del periodo. Nel frattempo che l'auto è finita in verniciatura, sono stati cromati e verniciati tutti i pezzi recuperabili e ne sono stati acquistati di nuovi. Quando la scocca è arrivata in officina, sono stati fissati i parafanghi ed è iniziato il rimontaggio, a partire dalle guarnizioni, dai profili grigi tra i parafanghi, i legni dell'abitacolo. Queste finiture che vanno attorno, davanti e dietro l'abitacolo della macchina, prima, anche se sono nuove, naturalmente vengono provate e adattate. Non hanno quella perfezione che dovrebbero avere perché sono pezzi rifatti, e allora prima di rivestirli, perché abbiano un aspetto continuativo, noi li proviamo e li adattiamo come che proviamo prima ai paraurti delle macchine, prima di portarli a cromare. Proviamo e facciamo cromare e dopodiché li rimettiamo su e siamo sicuri che tutto quanto va bene. Il vano motore è stato verniciato come esternamente, in maniera che quando viene appoggiato dentro il motore non si deve fare nessun altro intervento e si presenta quando tu apri il cofano, guardi il motore, guardi lateralmente, vedi la stessa verniciatura dell'esterno. Noi scegliamo il legno marino affinché sia più duraturo e la bulloneria zincata per rallentare la ruggine. Questi sono i fanalini di cui parlavamo prima, che decidiamo di verniciare a parte in modo tale che se il fanalino viene rimosso non deve lasciare il segno della verniciatura. Sono stati fissati i paraurti posteriori e quelli anteriori. Poi si è iniziato ad installare l'impianto elettrico nuovo, rivestito in tessuto, la guarnizione del bagagliaio e tutti gli altri piccoli dettagli. È stato preparato il cruscotto riverniciato, assemblando gli strumenti revisionati. Sono stati fissati sedili in pelle, realizzati a mano in Italia. Anche la struttura del sedile è stata restaurata, le guide sono nuove, zincate. Questa vettura è stata commissionata con sacca portafinestrini, un optional incoordinato con l'interno. La moquette è stata sostituita, nuova, di colore nero, quindi corretta secondo le specifiche del periodo. Questa vettura è stata commissionata con stacca batteria che abbiamo posizionato dietro al sedile. Sono state fissate le corde per aprire le portiere, i fanalini posteriori con le relative guarnizioni e lenti, i piolini della capote e del tonneau cover, il parabrezza con la relativa guarnizione, le guarnizioni delle porte, la fanaleria anteriore è nuova ed il portaluce targa. È stato fissato nuovo anche la componentistica del refiller. È stato poi il turno del motore, revisionato da degli specialisti. Da sotto si possono notare il serbatoio, le sospensioni, gli ammortizzatori, la parte sottostante dei parafanghi dove batte l'acqua e lo sporco, con viti zincate e guarnizioni di protezione. In realtà ci vogliono diverse ore di lavoro per montare la meccanica e una ricerca approfondita per finire quest'auto, ma il risultato alla fine è più o meno questo. Dopo essere stata smontata e ricostruita, il nuovo proprietario dovrà ovviamente apportare degli aggiustamenti che verranno rivelati a fronte di un uso costante e prolungato del veicolo.